Oggi parliamo di fisioterapia per i nostri amici a quattro zampe. Siamo sempre all'interno della clinica VetLife di Cosenza e proprio qui in questa struttura, dottor Francesco Benvenuti, è stato realizzato questo punto, no? Proprio per la fisioterapia. Oggi la medicina veterinaria ormai si è evoluta in modo molto rapido e veloce, siamo arrivati sicuramente alla pari della medicina umana, quindi sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista terapeutico, ma anche dal punto di vista diagnostico. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare esami TAC di risonanza, quindi accertamenti diagnostici avanzati che ci permettono di diagnosticare patologie ortopediche e neurologiche dove prima non era possibile. Quindi abbiamo più interventi di chirurgia ortopedica, più interventi di neurochirurgia che richiedono nell'immediato post-operatorio l'intervento del fisioterapista. La fisioterapia in realtà accelera quello che sono le riparazioni tissutali, accelera il recupero della funzione motoria dell'animale e in ambito della clinica riduce anche i tempi di degenza, che sono molto importanti. In più abbiamo un allungamento delle aspettative di vita degli animali. Oggi il fisioterapista si trova spesso a dover gestire pazienti geriatrici. Si tratta di pazienti con patologie osteoarticolari e muscoloscheletriche ad andamento cronico, dove il dolore è un sintomo molto frequente. Capita spesso oggi che l'animale che ha patologie osteoarticolari, che ha dolore di tipo muscoloscheletrico, è un animale in sovrappeso o addirittura anche un animale obeso, per cui dobbiamo gestire anche questa problematica sia dal punto di vista dell'alimentazione sia dal punto di vista della fisioterapia. Un'altra tipologia di pazienti che oggi capitano spesso sono i pazienti disabili che ormai non hanno possibilità di recupero della funzione motoria e che quindi dobbiamo gestire a lungo termine. Utilizziamo le stesse macchine che si utilizzano in fisioterapia umana, naturalmente modificando quello che sono le tecniche e le intensità delle macchine in base all'animale che ci troviamo di fronte. Abbiamo la magnetoterapia, abbiamo la laser terapia, e utilizziamo poi anche l'elettrostimolatore, utilizziamo la macchina per l'ultrasuono terapia. Quindi queste sono tutte tecniche strumentali che vengono utilizzate anche in fisioterapia umana. Si migliora dunque in questo modo anche e soprattutto la qualità della vita dei nostri amici animali. Grazie dottor Benvenuto, grazie anche a voi, alla prossima.